Scrive la Gazzetta, non c'è pace sociale e che gli operai sono sempre a scioperare. Fabbriche occupate, scuole picchettate, qui non si produce più. I giornali dei padroni gridano rossi sovversivi, ci vuole ordine, c'è troppa libertà. Ci vuole repressione, ordine sociale, bisogna eliminare la lotta sindacale. Ci vuole l'uomo forte con la dittatura e il mangale bisogna usare. Ma questo è l'ordine fascista, non si può chinare la testa, chi non vuol chinare la testa è comunista. Questo è l'ordine fascista, non si può chinare la testa, chi non vuol chinare la testa è comunista. Ordine vuol dire combattere i fascisti, ordine vuol dire no alla violenza, ordine vuol dire la lotta di classe e alla destra dire no. E se non vuoi chinare la testa fatti aggiungere alla lista, chi non vuol chinare la testa è comunista. E se non vuoi chinare la testa fatti aggiungere alla lista, chi non vuol chinare la testa è comunista. Ordine vuol dire poter lavorare, ordine vuol dire non dover emigrare, ordine vuol dire avere la dignità di non partire, di star qua. E se non vuoi chinare la testa fatti aggiungere alla lista, chi non vuol chinare la testa è comunista. E se non vuoi chinare la testa fatti aggiungere alla lista, chi non vuol chinare la testa è comunista. Ordine vuol dire combattere la mafia, ordine vuol dire no allo sfruttamento, ordine vuol dire lotta per la terra e agli agrari dire no. E se non vuoi chinare la testa fatti aggiungere alla lista, chi non vuol chinare la testa è comunista. E se non vuoi